sempre più in bilico, un richiamo alla responsabilità arriva dai sindaci veneti, bisogna occuparsi delle priorità del paese e delle famiglie, il momento è critico, l'appello del presidente di ANCI, Mario Conte. Dopo le dichiarazioni di ieri del presidente di Save, Enrico Marchi, la preoccupazione degli albergatori veneti sulla gestione dei passeggeri negli scali, serve un piano concordato con le categorie. Sequestrata l'area del cantiere di Massanzago dove ieri è avvenuto l'incidente mortale sul lavoro, costato la vita ad un 55enne, i sindacati, ora basta parlare di fatalità. Dopo la circolare del Ministero, il via libera della Regione alla somministrazione della quarta dose di vaccino anti-Covid per gli over 60, necessaria la prenotazione per evitare le code. Continua la moria di edicole a Padova, chiude anche il chiosco di giornali di Pontecorvo, dopo 36 anni lascia la coppia di gestori, il bilancio è inattivo ma nessuno vuole rilevare l'attività. Un francobollo commemorativo per il bicentenario della morte di Antonio Canova, via libera la proposta del deputato della Lega Paolin, felice per la mia Possagno, dice il parlamentare. Non me l'aspettavo, l'emozione di Cristina D'Avena, alla quale Jesolo ha intitolato un tratto di lungomare delle stelle, ieri sera la cerimonia per l'interprete delle più famose sigle dei cartoni animati, anni 80. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei nostri notiziari. Dunque l'avete sentito, giornata convulsa quella di oggi dal punto di vista politico, il governo Draghi sempre più in bilico, un richiamo alla responsabilità arriva dai sindaci veneti, bisogna occuparsi delle priorità del paese e delle famiglie, il momento è critico, dice il presidente di ANCI Veneto Mario Conte in vista degli stati generali dei comuni veneti convocati per venerdì a Vicenza. I sindaci sono una cosa, la politica romana oggi sta dando dimostrazione di altro, quindi l'appello che faccio è quello di essere responsabili nei confronti della cittadinanza. La gente oggi ha bisogno di risposte e quindi non può e non vuole capire altre dinamiche legate a inciuci di palazzo che in questo momento sono distantissimi dai bisogni della gente. È questo il messaggio che il sindaco di Treviso e presidente dell'ANCI Veneto Mario Conte invia a Roma, dove il governo Draghi non è mai stato così in bilico. Sullo sfondo l'astensione dei 5 Stelle alla Camera sul decreto aiuti, che se replicata al Senato giovedì potrebbe aprire una ferita insanabile all'interno della maggioranza. Lo stesso Giuseppe Conte in queste ore ha ribadito di essere in attesa di risposte da parte del Premier il prima possibile, alimentando incertezza politica. Duro il pressing dell'ex grillino Luigi Di Maio. Il Movimento 5 Stelle dica se è dentro o fuori all'attacco Forza Italia. Chiediamo quindi al Presidente Mario Draghi di sottrarsi a questa logica politicamente ricattatoria e di prendere atto della situazione che si è creata. Parlare di una possibile caduta dell'esecutivo non è più un tabù nemmeno nel centrosinistra. Per il Paese sarebbe certamente un problema serio, perché il governo Draghi è un governo autorevole sia a livello nazionale e questo lo si vede anche dall'appoggio che i cittadini danno alla sua figura e all'azione appunto di tutto il governo. E poi sarebbe una sciagura anche dal punto di vista delle relazioni internazionali. Buttare all'ortica a un momento come questo, così delicato, un patrimonio di questo tipo sarebbe certamente una sciagura, ma poi io credo che sarebbe un errore politico anche per i 5 Stelle. Dinamiche che potrebbero quindi impazzire da un momento all'altro. Gli stessi amministratori del territorio ne sono consapevoli. Venerdì a Vicenza sono stati convocati gli stati generali dei comuni veneti, a cui sono stati invitati a partecipare anche diversi ministri come Gelmini, Bonetti, Brunetta e Giovannini, stati generali che si concentreranno sui temi concreti, altrettanto si chiede ai palazzi centrali del potere. I sindaci sono totalmente dedicati a dare risposte alle comunità che stanno vivendo un periodo post-pandemico molto complicato, con una guerra in Europa in corso e con un futuro davvero molto incerto. Stanno crescendo i problemi legati agli aspetti sociali, c'è molta preoccupazione per quanto riguarda il lavoro, quindi i sindaci sono in trincea quotidianamente per dare risposta alla nostra comunità, è quello che noi chiediamo anche alla politica romana. Dopo le dichiarazioni del presidente di Save sui disagi che ci saranno da affrontare quest'estate negli aeroporti, intervengono gli albergatori preoccupati, così i turisti demordono. Abbiamo visto che la gente ha riscoperto il piacere di viaggiare in aereo. Sappiamo che quest'anno avranno un'esperienza meno bella di quello a cui erano abituati. Noi stiamo lavorando perché da quest'inverno
per ridurre al minimo ora, ma perché da quest'inverno e dall'estate prossima si ritorni alla piacevolezza dei voli aerei come eravamo sempre stati abituati. Quest'estate però i disagi non mancheranno. Le dichiarazioni rilasciate ieri dal presidente di Save sul caos delle ultime settimane negli aeroporti, in particolare al Marco Polo di Tessera, preoccupano gli albergatori. Stiamo guardando e assistendo con preoccupazione a quanto sta avvenendo nel sistema del trasporto aereo e anche nel sistema della gestione dei servizi aeroportuali. I ritardi spesso accumulati dei voli o le cancellazioni stanno creando dei disagi, delle difficoltà anche nella gestione dei clienti, sia nelle fasi dei check-in, nelle fasi dei check-out da parte degli operatori. Ed è evidente quanto il sistema infrastrutturale sia un elemento fondamentale nella ripartenza del turismo in un momento in cui il mercato internazionale ha ripreso a viaggiare con ritmi abbastanza sostenuti. È chiaro che tutto questo rischia di avere dei impatti anche significativi sulla valutazione complessiva di una vacanza o anche sul processo decisionale di una destinazione piuttosto che un'altra per trascorrere il periodo delle proprie ferie. In effetti la prospettiva di prenotare un volo per andare in vacanza, magari solo qualche giorno, non è certamente allettante, soprattutto se, come è accaduto per molti passeggeri, i voli ritardano di ore, a volte partono il giorno seguente e in altri casi vengono direttamente cancellati. E così quello che dovrebbe essere l'inizio di un momento di relax dopo un anno di lavoro rischia di trasformarsi in un incubo. L'auspicio è che tutto questo si possa risolvere velocemente e che si metta a sistema anche un piano che lavori in modo sinergico con tutti gli attori del turismo, finalizzato appunto alla ripresa di un settore che ha sempre costituito una parte importante del PIL regionale e nazionale. Secondo Schiavoni, i fatti di queste settimane rimettono al centro una priorità per il Veneto, quella di investire e potenziare la rete infrastrutturale in modo da riuscire così a superare le fasi complicate e complesse come questa. La bocciatura di oggi della mozione che chiedeva di ripristinare l'esenzione dal pagamento del pedaggio della superstrada pedemontana per i residenti dei 70 comuni, per cui era già stata prevista la gratuità, rappresenta non solo l'ennesima sconfessione di quanto era stato promesso in origine, ma fa capire come non vi sia nemmeno la volontà politica di venire incontro alle richieste dei territori. Un pessimo segnale. Questa è la presa di posizione del capogruppo del PD Veneto Giacomo Possamai, primo firmatario di una mozione respinta dalla maggioranza nel corso della seduta odierna. Attualmente la pedemontana risulta essere uno dei tratti stradali più cari d'Italia, con un pedaggio di quasi 16 centesimi a chilometro. Basti pensare che rispetto allo scenario ipotizzato nel 2010 non solo non è stata cancellata l'esenzione, ma i 10 euro che all'epoca venivano considerati eccessivi per percorrere tutti e 94 i chilometri della pedemontana oggi bastano a malapena per percorrere il tratto già aperto da Malo a Montebelluna. Ed ora siamo alla cronaca. Sequestrata l'area del cantiere di Massanzago, dove ieri è avvenuto l'incidente mortale sul lavoro, la procura ha aperto un'inchiesta. La procura ha disposto che venga effettuata l'autopsia sul corpo di Mirko Bottaccin, il 55enne di Trebaseleghe, morto ieri mentre stava lavorando all'interno di un cantiere edile di Massanzago in via della Pieve, nell'Alta Padovana. L'uomo, operaio di una ditta del veneziano, secondo una prima ricostruzione dei tecnici dello Spisal, è stato travolto da un carico di materiale legato alla gru del cantiere, il cui cavo d'acciaio si è improvvisamente rotto. La procura ha disposto il sequestro dell'area dove è avvenuto l'infortunio mortale sul lavoro e ha aperto un'indagine per ricostruire le cause che hanno portato alla rottura improvvisa del cavo d'acciaio del mezzo. Oltre allo Spisal, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che dovranno chiarire se sono state rispettate tutte le norme di sicurezza. Mirko Bottaccin, 55 anni, viveva a Trebaseleghe ed era padre di 2 figli adolescenti. La sua famiglia era già stata segnata da un pesante lutto nel 2005, quando la sorella, all'epoca 26enne, morì in un incidente stradale. L'operaio dell'Alta Padovana è la 4ª vittima del lavoro a Padova da inizio anno. Oltre a Mirko Bottaccin, ieri in Italia ci sono state altre 2 morti bianche, un bracciante agricolo a Cuneo e un autotrasportatore a Caserta. I sindacati tornano a puntare il dito sulle condizioni di lavoro, non si parli di fatalità,
tuonano i rappresentanti di categoria. Non è una coincidenza, non è una fatalità. I morti sul lavoro sono la conseguenza di quello che è un elemento culturale e strutturale di questo paese che esiste pienamente sulla carta, ma concretamente non esiste. Fine. Abbiamo un decreto legislativo che è forse il più completo al mondo, abbiamo tutti gli strumenti necessari, capito? Ma alla fine si continua a morire sul lavoro. Non sono i 4 morti su Padova, sono i 400 all'anno, hai capito? Sono i 600.000 infortuni da inizio anno a maggio, una cosa veramente indignitosa e vergognosa per un paese che si ritiene civile. Possiamo più vivere di fatalità perché la sicurezza non si contratta, è un bene comune e che oggi non deve essere visto come un costo, e ci deve essere anche più formazione, più monitoraggio, e noi come sindacato stiamo facendo anche una mappatura giornaliera dei cantieri proprio per monitorare le situazioni. Quarta dose per gli over 60 con una circolare firmata dal direttore generale della Sanità Luciano Flor e inviata oggi ai direttori generali delle ULS e aziende ospedaliere venete. La Regione Veneto ha dato avvio alle procedure. L'erogazione e le prenotazioni saranno aperte dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, quindi da giovedì. Alle ULS è stato raccomandato di attivarsi e rafforzare le azioni già poste in essere durante la campagna vaccinale tuttora in corso. È necessaria la prenotazione sul portale web regionale per evitare le code. Gli agricoltori padovani prevedono un'annata agraria nera per il settore a causa della siccità, chiedono invasi per trattenere l'acqua per le irrigazioni e contributi economici per poter andare avanti. Siamo andati a vedere i danni causati alle coltivazioni destinate all'alimentazione del bestiame. Conseguenze ben visibili della siccità. Ecco un campo di girasole con le piante cresciute normalmente e poco vicino. Qui cosa è successo invece a queste piantine di girasole? Queste piantine di girasole hanno avuto la sfortuna di essere seminate 10 giorni dopo delle altre e qui non ha più piovuto e la siccità non le ha fatte germinare, non le ha fatte nascere. Quelle poche che sono nate mezze sono morte appunto per mancanza di acqua e tantissime non sono riuscite a uscire per la crosta che si è formata sulla superficie. Infatti se vediamo ci sono delle crepe enormi nel terreno e abbiamo una piantina ogni metro anziché ogni 20 centimetri come dovrebbe essere. Senta, ma allora non si è riusciti nemmeno con l'irrigazione a salvare questo campo, questa semina, questo prodotto, il vostro lavoro e ciò che ci si aspettava che poi uscisse? Il problema è che abbiamo fatto una prima irrigazione e poi non abbiamo più avuto acqua, cioè manca l'acqua, manca la possibilità di far partire gli impianti e irrigare il terreno. Eccoci sul campo di erba medica, cioè sembra che sia passato un rullo sopra. Certo, questa è l'erba medica che abbiamo seminato in primavera, dovrebbe esserci erba medica e invece ci sono solo erbacce. Dovresti immaginarvi un tappeto come un grande prato. Come un grande prato, esatto, invece è semplicemente secco e qualche piantina di erba medica. Quelle altre che sono nate, essendo giovani e non avendo la radice che scende in profondità, sono morte. Che annata agraria ci dobbiamo aspettare nel Padovano e non solo, insomma anche nei dintorni, insomma nelle province magari limitrofe? A macchia di leopardo, nel senso che, allora, generalizzato una riduzione delle rese e quindi una riduzione dei profitti delle aziende agricole. E su questo noi stiamo chiedendo interventi urgentissimi al governo perché si sta ponendo in dubbio, anzi molte aziende hanno già deciso di non fare il secondo raccolto proprio per la questione della siccità. O si interviene tutelando l'agricoltura e gli imprenditori agricoli, i contadini, oppure ci troviamo in difficoltà per settembre-ottobre sicuramente. Ci stiamo avvicinando a una specie di stato di calamità per l'agricoltura padovana. Assolutamente, c'è uno stato di calamità che è dovuto anche a una mancanza di progettazione degli ultimi anni. Noi stiamo ribadendo che è necessario pensare a una rete di invasi diffusa nel territorio utilizzando le cave e i posti dove è possibile raccogliere l'acqua in modo da poterla trattenere nel momento in cui ci sono le precipitazioni e rilasciarla nel momento necessario per l'agricoltura. Continuiamo con la cronaca. Operazione della Guardia di Finanza padovana, ingente sequestro di beni a 2 aziende per il mancato versamento dell'IVA per importi di oltre 4 milioni di euro.
Sequestrati beni per 600.000 euro a 2 società operanti nel commercio di materiale elettrico e ai relativi amministratori accusati di frode dell'IVA. Il provvedimento è arrivato dopo un'indagine che ha portato alla luce un complesso sistema di evasione fondato sul mancato pagamento dell'IVA ad opera di 6 società, tutte operanti nello stesso settore, eseguite perquisizioni a Padova, Latina e Pomezia in provincia di Roma. È emerso un vorticoso giro di fatture per operazioni inesistenti emesse e ricevute dalla società patavina, poi trasferitasi a Treviso, amministrata da una persona già coinvolta in reati tributari, che risultava avere un unico fornitore estero di origine polacca e un unico cliente italiano con sede latina. Allo stesso modo, la frode ha visto il coinvolgimento di un'altra impresa della provincia di Treviso che si è avvalsa sempre del medesimo fornitore europeo per documentare fittiziamente i propri acquisti. 6 persone sono state denunciate per associazione per delinquere, emissione e utilizzo di dichiarazione di fatture per operazioni inesistenti per un imponibile di poco superiore ai 4,2 milioni di euro. 2 aree sequestrate per gestione illecita di rifiuti tra Bassano del Grappa e San Giorgio in Bosco, nei guai un 68enne e un 28enne. Agenti della squadra mobile di Padova e il personale del gruppo forestale hanno sequestrato 2 siti destinati alla gestione illecita di rifiuti nei comuni di San Giorgio in Bosco, in provincia di Padova, e di Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza. 2 i denunciati, un 68enne di 9, sempre nel Vicentino, e un 28enne di Bassano del Grappa. L'indagine era stata avviata dopo alcuni furti di cavi e componentistiche di rame, ottone e ferro commessi in quest'ultimo anno ai danni di aziende delle province di Padova, Vicenza e Rovigo. Gli approfondimenti disposti dalla Procura di Padova hanno portato in particolare sulle tracce del 68enne titolare di un'impresa individuale operante a San Giorgio in Bosco. L'uomo acquistava il materiale metallico, soprattutto rame, da privati, senza averne l'autorizzazione per effettuare questo commercio e senza conservare traccia dell'acquisto. La merce veniva poi ceduta ad aziende terze per la definitiva fusione. In una legnaia sono stati inoltre trovati e sequestrati 68.000 euro in contanti. Anche nell'area di San Michele di Bassano del Grappa, di proprietà della madre del 28enne, sono stati trovati cumuli di rifiuti composti da scarti di caldaie, frigoriferi e congelatori. Per questo materiale i 2 sono stati denunciati anche per gestione non autorizzata di rifiuti. E continua la moria di edicole a Padova, chiude anche il chiosco di giornali di Pontecorvo, dopo 36 anni lascia la coppia di gestori, il bilancio è inattivo ma nessuno vuole rilevare l'attività. Noi non possiamo più lavorare perché va a fare accumulo di reddito, cioè è un lavoro che va per i giovani, non per i pensionati. Dopo 36 anni di lavoro, Francesca, 68 anni, e il marito Livio, 75, titolari dell'edicola di Pontecorvo, chiudono l'attività. È arrivata la meritata pensione e così hanno deciso di cedere la storica edicola. Da gennaio, da quando hanno appeso il cartello vendesi, non ci sono però state offerte di acquisto. Spaventa forse l'orario, ma nessuno ti regala niente per niente. Un sacrificio bisogna farlo nella vita. Se vuoi realizzare qualcosa, se non hai lavoro, cerca di darti da fare. Gioventù che non vuol fare questa vita, ma sbagliano perché è un lavoro come un altro e una famiglia ci vive bene. L'attività ha un bilancio inattivo, ma manca la voglia di fare qualche sacrificio. L'orario di apertura presto il mattino e tanti servizi a cui Francesca e Livio avevano abituato i clienti più affezionati e magari anche quelli più anziani. Mio marito alle 7 di mattina con lo scooter va a 50 famiglie che porta i quotidiani, le riviste tutte le mattine.
vento, piova, neve. L'edicola si trova in un punto di passaggio strategico vicino all'ospedale, a pochi passi dalla Basilica del Santo, un punto di riferimento per chi va a pranzo in questa zona. Da lunedì 18 luglio però le serrande si abbasseranno per sempre. Ogni tanto una lacrimuccia qui clienti cade. Cosa le dicono i clienti? Ah, di tutto, ma ci dispiace, voi avete ragione, ma noi come facciamo? Cioè, regali che ci portano, perfino i regali, emozionante. Per me e i miei concittadini di Possagno è motivo di grande soddisfazione l'aver appreso che la mia richiesta rivolta al ministro Giancarlo Giorgetti per l'emissione di un francobollo commemorativo per il bicentenario dalla morte dell'artista Antonio Canova, avvenuta il 13 ottobre 1822, finalmente ha trovato l'ufficializzazione nel programma di emissione delle carte valori postali per l'anno 2022. Lo dice in una nota il deputato trevigiano della Lega Giuseppe Paolin, che continua: è mia intenzione proporre al Presidente della Commissione Carte e Valori Postali, Fabio Gregori, che l'immagine del futuro francobollo rappresenti il Tempio del Canova, chiesa progettata dall'artista quale dimostrazione ed attaccamento al luogo natio e ai suoi abitanti, luogo in cui sono gelosamente custodite le spoglie di Antonio Canova. È tirando fuori la nostra parte infantile che dimostriamo di essere diventati grandi, piena dell'entusiasmo che l'ha sempre contraddistinta. Cristina D'Avena ha accolta con emozione l'intitolazione di un tratto di lungomare delle stelle a Jesolo. Ti voglio sentire tutti! Da Mila e Shiro, una delle sue canzoni più conosciute, a Gemele Hologram, Occhi di gatto, i Puffi, l'immancabile Kiss Milicia e chi più ne ha più ne metta. Cristina D'Avena, simbolo delle sigle dei cartoni animati degli anni 80 e 90, ha entusiasmato e risvegliato ricordi nel pubblico jesolano, grandi e piccini, in occasione dell'intitolazione di un tratto di lungomare delle stelle proprio per lei. E quando è stata chiamata era incredula. Sono emozionatissima, è veramente un sogno, una cosa molto particolare, cioè, veramente sono senza parole e vi ringrazio di cuore. Dopo 2 anni e mezzo finalmente, come appunto dicevo prima, stiamo riuscendo piano piano a riprenderci un po' in mano la nostra vita, la nostra condivisione d'amore, perché poi noi facciamo un bellissimo lavoro, no? Che è proprio quello di cantare e far sorridere e far cantare le persone che vengono a vederci. E infatti Cristina, che quest'anno festeggia i 40 anni di carriera, è riuscita a far cantare, oltre al pubblico, anche l'assessore regionale jesolano Francesco Calzavara. La canzone che ti fa tornare bambino, no? È la canzone che ti dà la possibilità di aprire il tuo cuore e dire: ma guarda che ci sono anch'io, ci sono anch'io, fammi vivere. Perché noi spesso tendiamo, no, a nascondere la nostra parte più fragile, perché poi l'infanzia è la parte più nascosta di noi, no? Noi abbiamo paura che fondamentalmente se tiriamo fuori l'infanzia allora no, non siamo persone mature. Non è così. Ha voglia se siamo maturi, anzi è quando tiriamo fuori la parte più piccola di noi che noi abbiamo capito e siamo diventati grandi. Cristina è già innamorata di Jesolo, dove a suo tempo furono anche girate alcune scene di Kiss Milicia. A me piace tantissimo Jesolo, tornerò. È davvero tutto per questa edizione, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito e buona serata. Autodemolizioni Signor, a Villorba dal 1969 al vostro servizio. Rottamazione auto, vendita ricambi nuovi e usati, vendita autovetture sinistrate o usate. Benvenuti al meteo. Avanza l'anticiclone africano che via via si espande sull'Italia. Ci attende una nuova ondata di caldo intenso. Vediamo il dettaglio di mercoledì 13 luglio. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento, il cielo si presenterà sereno e sgombro da nubi, salvo per possibili cumuli pomeridiani sulle Alpi, ma insomma senza piogge. Temperature minime tra 16 e 22 gradi, massime invece comprese tra i 29 e i 33 gradi all'incirca.
Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui cielo limpido, passaggio di qualche velatura sui monti ma non sono previste piogge. Temperature minime tra 18 e 22 gradi, massime sui 27-31 gradi. Infine spostiamoci sul Trentino Alto Adige, tanto sole anche qui, sarà in gran parte sereno. Temperature minime intorno ai 17 gradi, massime sui 33 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Autodemolizioni Signor, a Villorba dal 1969 al vostro servizio. Rottamazione auto, vendita ricambi nuovi e usati, vendita autovetture sinistrate o usate.